Sapevo che c'erano 3 false rette prima di quella giusta. Ero preparato, ma in quel momento non lo ricordavo più. Benvenuti sul Piclienin. Così potrebbe aprirsi un racconto d'avventura. La stessa che Max Caria ha dovuto affrontare non senza periglio nel luglio del 2013. La saggezza, la forza fisica e la determinazione gli hanno permesso di raggiungere l'obiettivo, ma non a tutti va sempre così. Per Max Caria è stato il suo primo 7000. Da questa porta, come anche per altri alpinisti, comincia un percorso che spinge a osare sempre di più, che porta ogni alpinista ad accarezzare idee e scalate che forse fino a quel momento ha avuto paura di pronunciare e rivelare a se stesso. Scalare un 8000. Salire sul Piclienin è un eccezionale banco di prova, anche se sarà poi necessario al termine della spedizione, come sempre, ricominciare tutta la preparazione fisica e mentale per il successivo obiettivo, che non è esagerato chiamare l'inconfessabile passo. Non importa quanta fatica, quante privazioni bisogna sopportare, l'obiettivo finale ha un suo prezzo e la montagna lo esige tutto, non fa sconti. Ma il sapore della conquista di una cima non ha paragone, vale di gran lunga più della fatica che ha richiesto. Inizia così il progetto Everest, a lungo preparato nei minimi dettagli, sia logistici che fisici che mentali. Dopo più di un anno di intenso lavoro, Max Caria è pronto per la partenza. Destinazione Doha, Qatar, poi Kathmandu in Nepal, e da lì, attraverso il confine con la Cina, si parte per attaccare dal versante nord la grande montagna. Mai nessun sardo sino ad ora si era cimentato in questa impresa. La conquista della cima del Choyu, che tradotto dal tibetano significa la dea turchese, alta 8201 metri, è sesta vetta più alta del mondo. C'è un qualcosa dentro di me che mi spinge ad andare sempre più in là, ma non per cercare il rischio. Non mi interessa andare su per una via nuova o più pericolosa. L'alpinismo significa andare in vetta tutti insieme, non c'è competizione. La competizione ce l'hai con te stesso. Ciò che mi spinge a sempre nuove imprese è il desiderio di vivere una vita che non sia senza senso, priva di emozioni forti. Quando le ho detto di questo progetto, mia madre mi ha chiesto perché volevo realizzarlo e io ho risposto che se avevo la possibilità era giusto lo facessi. Pensavo che era giusto portare la nostra bandiera fin lassù. Pensavo che magari a qualche bambino un giorno sarebbe venuta voglia di imitarmi e che se non sarò io ad andare sull'Everest, un altro sardo potrebbe farcela, dovesse essere tra 10 o 20 anni.
Ciao a tutti, siamo al campo 2 del Cho-Oyu, 7200 metri, quello che vedete dietro di me è la cima. Domani mattina partiremo per il campo 3, che è posto a circa 7500-7600 metri, e il 29 tenteremo la vetta. Ciao a tutti, finalmente sono arrivato sulla cima del Cho-Oyu, sono emozionato, mi viene anche da piangere, per tutti quelli che hanno nel cuore la Sardegna, è stata durissima, però ce l'ho fatta. Ciao a tutti.